Lunedì 20 novembre prenderà il via ad Agrigento la 43esima edizione del Paladino d'Oro Sport e Film Festival. La settimana del cinema sportivo inizierà con la proiezione al Teatro Luigi Pirandello dei film finalisti. Alle proiezioni, ad ingresso gratuito, assisteranno studenti delle scuole superiori, universitari e appassionati di cinema e sport. In lizza film provenienti da 40 nazioni. La 43esima edizione dello Sport e Film Festival, in programma dal 20 al 26 novembre 2023 nella città Valle dei Templi, già proclamata Capitale della Cultura 2025, prevede inoltre meeting con produttori, registi e attori, il convegno Sport, Cinema e Medicina e le cerimonie di consegna dei Paladini d'Oro 2023, durante le quali saranno premiati illustri personaggi del cinema e dello sport. Tra questi, il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente della Federazione Medico-Sportiva Maurizio Casasco, il direttore di Rai Sport Jacopo Volpi, i registi Massimiliano Bruno e Francesco Bellomo e tanti altri. Tra i film che si contenderanno il prestigioso premio di cinema sportivo più antico del mondo, ricordiamo quello italiano, Sogno Azzurro, La strada per Wembley, di Marco Mareniello, il film di produzione russa, Lev Yashin, The Dream Goalkeeper, il film inglese William and Mansell, Red 5, Un anno straordinario del regista Mario Maellaro e quello della storia di uno dei più grandi atleti italiani, Alberto Tomba, Vincere in salita, del regista Tommaso De Boni. Il festival si concluderà con 2 cerimonie, il 24 novembre con la consegna dei Paladini Excellence e il 25 novembre con l'assegnazione delle statuette ai film di cinema sportivo vincitori della 43esima edizione del festival. Tutte le informazioni sul sito ufficiale sportfilmfestival.org.